Buongiorno, buongiorno a tutti. Siamo nell'azienda agricola dell'amico Gramolelli Leonardo e stiamo seguendo il nostro tour e stiamo vedendo una bellissima varietà, una nuovissima varietà della Lima Grand che effettivamente ci sta stupendo per il suo vigore, per la sua capacità di tenere anche queste problematiche della siccità e, come potete ben vedere, siamo in un campo favoloso, pur essendo un'annata difficile, siamo sicuri che qui abbiamo un'ottima, un'eccellente produzione. Essendo qua e ringraziando l'amico Leonardo di averci accompagnato in questa varietà che è l'Astrolabe della Lima Grand, io volevo chiedere a lui, al titolare dell'azienda stessa, cosa è stato fatto in questo campo. Per esempio, come abbiamo iniziato, cosa hai messo all'inizio in copertura, come concimazione? Allora, siamo partiti all'inizio con 3,5 quintali di Organ Top 919 della Fomet. Dopodiché abbiamo usato una concimazione liquida azoto-zolfo in fase di accestimento. Poi abbiamo ripetuto un'altra volta Azo Super Trio 280 e in foglia bandiera abbiamo usato 120 kg di UTEC. Io volevo anche complimentarmi con l'amico Leonardo per lo splendido diservo, perché vedete un campo pulitissimo, molto pulito, veramente, complimenti. Qui è stato usato serrate a 250 grammi ettaro più 1,5 litri di Manta Gold, ok? E quindi questi sono i risultati. Il campo è decisamente pulito. Ecco, in fase di foglia bandiera abbiamo usato 0,8 di Elatusera assieme a 200 cc di Judo, che è un insetticida della Chimiberg, e in fase di spiegatura abbiamo usato il prodotto del mio amico Pedrazzini, che è della Chimiberg, che è oggi anche qui per parlare anche lui di alcuni prodotti importanti della Chimiberg, che dopo li vedremo, ce li dirà. E abbiamo usato lo strale del 250 EC della Chimiberg. Qui c'era una parte in quella zona, una parte decisamente in ritardo da un punto di vista dello sviluppo, veramente molto scadente. E cosa abbiamo fatto in questo caso? Abbiamo usato 1,5 litri di Penta 5 Ala, che adesso l'amico Pedrazzini ci inserirà e ci parlerà di questo nuovissimo prodotto, che è un acceleratore della fotosintesi clorofiliana e che ne sentiremo parlare. Sì, grazie Arnaldo, grazie mille all'azienda agricola che ci ospita. Diciamo che sono Andrea Pedrazzini, sono Technical Manager Field Marketing per il Nord Italia per conto di Diachem, quindi società italiana che rappresenta poi i marchi Chimiberg e Diagro sul territorio italiano, quindi marchi che identificano gli agrofarmaci rispettivamente e gli agronutrienti. Come diceva Arnaldo, in questo campo è stato utilizzato Pentac 5 Ala, quindi parliamo di un formulato decisamente innovativo della linea Diagro, fa parte del gruppo degli acceleratori di fotosintesi, ovvero di prodotti che contengono macro microelementi, in questo caso NPK più boro molibdeno, in associazione a ALA, o meglio in associazione ad acido 5 aminolevulinico, che è un amminoacido precursore della clorofilla, precursore del tetrapirrolo, che poi legandosi a un atomo di magnesio va a costituire la clorofilla. Quindi concettualmente, apportando ALA alla pianta, apportiamo un booster, una accelerazione di attività fotosintetica durante il giorno, mentre durante le ore notturne si assiste a un rallentamento della respirazione. Questo processo determina sia ovviamente un'attività maggiore a livello di fotosintesi, ma anche un'azione di innesco di attività enzimatiche che permette alla pianta di avere una maggiore, più efficienza a livello di apparato radicale in termini di assorbimento di elementi
nutritivi, aspetto sicuramente molto importante che poi è stato indagato nel corso degli ultimi anni in svariate prove, soprattutto andando a differenziare nel corso delle tesi l'apporto di unità azotate, quello che abbiamo visto in collaborazione con centri di saggio, in particolare poi con la collaborazione di Orta, che abbiamo constatato questa efficienza di assorbimento di elementi nutritivi, di miglioramento dell'efficienza radicale, con però ottimali dati produttivi sia in termini quantitativi che qualitativi. Importante utilizzare ALA, tra l'altro anche a livello pratico può essere abbinato con altri formulati, quindi per la difesa e il diserbo della cultura, e fungicidi, esatto, fungicidi come ad esempio si citava prima Strale 250C, che è il fungicida che abbiamo inserito a catalogo Chimiber, quindi lato difesa del frumento, a base di proteoconazolo, quindi in funzione di 250 grammi litro di sostanza attiva formulata in emulsione concentrata, che presenta una spiccata attività nei confronti della fusariosi della spiga, quindi bene utilizzarlo sicuramente in fase di spigatura. Quindi la volontà di Diachem nel corso degli anni è quella di integrare sempre di più le linee Chimiberg per la protezione e difesa delle culture con le linee di agro legate a prodotti nutrizionali, agronutrienti sempre più innovativi. Bene, allora innanzitutto io vorrei ringraziare il dottor Pedrazzini di Diachem, di Agro, ma soprattutto volevo ringraziare anche l'azienda agricola Gramolelli, che ci ha dato la possibilità di vedere questa bellissima varietà di astrolabe, e non abbiamo citato l'unico operatore che effettivamente ha lavorato sul campo, che è questo signore qua che si chiama Matteo Gramolelli, che è il figlio, e adesso andiamo a ringraziare anche lui stesso. Grazie mille per aver ottenuto questo splendido prodotto. Siamo arrivati nell'azienda agricola dell'amico Bovolenta Marino e siamo in campo, come potete ben vedere, con una splendida varietà del Liam della Singenta, una varietà molto interessante, un biscottiero che la produttore di sementi Polesani lo sta già usando da 3 anni a questa parte, una varietà che dà dei risultati eccezionali. Anche questa è inserita nella filiera carta del mulino e di conseguenza è un prodotto che la produttore di sementi Polesani ha molte aspettative. Come vedete è una pianta sana, una pianta, ripeto, altamente produttiva. L'anno scorso ha raggiunto dei limiti inimmaginabili, abbiamo sfondato i 110 quintali, ma i presupposti sono buoni anche quest'anno, perché ecco, la caratteristica sua è quella di portare una spiga molto importante, molto voluminosa, anche se c'è da dire che rispetto all'anno scorso abbiamo, soprattutto in questo territorio, abbiamo molta più siccità rispetto all'anno scorso, abbiamo avuto meno precipitazioni. Io ho anche l'onore di avere con me l'inventore praticamente di questa varietà, l'amico Roberto Bassi, il quale ci darà alcune delucidazioni tecniche di questo magnifico prodotto. Prego Roberto. Sì, grazie Arnaldo. Liam è praticamente una varietà che è stata concepita proprio per i nostri ambienti, questi ambienti del nord Italia, come biscottiero puro, quindi tra l'altro i suoi parentali sono Bagù e Alteo, quindi già parliamo di due varietà ben conosciute nel contesto appunto di questa classe qualitativa, e praticamente si è provveduto a una selezione partendo da questo incrocio appunto tra Alteo e Bagù, migliorando notevolmente rispetto ai due parentali, quello che poi è il normale lavoro di selezione genetica. Il risultato è chiaramente questa varietà che ha raccolto sicuramente i pregi di entrambe queste due varietà parentali ed eliminato parzialmente o quasi totalmente i difetti. In particolare si è ottenuto una pianta estremamente produttiva, una grande fertilità della spiga, come diceva Arnaldo, perché diciamo, se abbiamo situazioni di siccità, è una pianta che riesce a compensare bene magari il mancato accestimento o l'accestimento non particolarmente elevato con una grande fertilità della spiga. Quindi questo garantisce costantemente il livello produttivo tutti gli anni con qualsiasi condizione. Inoltre è una pianta che, nonostante diciamo, ha una genetica di impronta francese,
come del resto i due parentali che abbiamo citato, è sicuramente in grado di chiudere molto bene, cioè quando arrivano le temperature elevate, come in questo caso, mancanza di acqua eccetera, è in grado comunque di riempire la cariostide molto velocemente, ed è una di quelle caratteristiche che stiamo cercando su tutte le varietà in diciamo in quest'ultima parte del miglioramento genetico, proprio perché è una di quelle caratteristiche importanti. Con i cambiamenti climatici che stiamo osservando è sicuramente diciamo una soluzione, una ricerca assolutamente incentrata su varietà che riescono a chiudere in fretta, quindi portando peso ettolitrico, la qualità richiesta e ovviamente la produzione richiesta almeno dall'azienda agricola, che è in grado di ottenere sicuramente grandissime ed elevate produttività in qualsiasi situazione ambientale e anche di terreno. Grazie Roberto. E io volevo intanto ringraziare la disponibilità dell'amico Bovolenta Marino, e già che siamo qui volevo fargli alcune domande. Per esempio, che concimazione hai usato in presemina? Presemina ho usato Organ Top e Fosfactil della Timac. Quindi avremo modo anche di verificare le due varietà. Certo. E un'altra domanda che ti volevo fare, a livello di azotature, che azotature hai usato? Ho usato Utec 180 unità. Benissimo. In spiegatura che prodotto hai usato? E la Tussera. Anche qui, la Tussera è un prodotto che va a ruba comunque. E quindi un ringraziamento particolare all'amico Marino, che è sempre disponibile, tutti gli anni ci dà la possibilità di ammirare uno spettacolo del genere con delle medie sbalorditive, e un ringraziamento particolare va anche all'amico Roberto Bassi, che ha inventato una bella varietà, ha portato sul territorio nazionale una grandissima varietà. Grazie ancora.